messaggio, forza con l'applauso, sono 100 anni di storia per davanti a noi. L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Festeggiamo questi 100 anni della fondazione della Filarmonica. La parola di Dio, sia la prima come la terza lettura, ci presenteranno delle persone che daranno quel pochissimo che hanno perché sia utile agli altri. Mi sembra questo il sugo del messaggio e l'invito ad esaminare le nostre coscienze, se sull'esempio di tutte le persone che hanno fondato e fatto la storia della Filarmonica fino ad oggi, tutti quanti come comunità sappiamo dare quel poco che abbiamo, per non trasformare una comunità in una caretta tirata da pochi e gli altri che stanno a guardare o a criticare quello che si fa. Se ognuno, come il bambino, il ragazzo del Vangelo, mette i 3 pesci e i 2 pani che aveva nel sacchetto per il suo pranzo, se ognuno dà quel po' che può e lo dà con gioia e lo dà con convinzione, se riusciamo a dare al tempo che passa un significato profondo e una ricchezza profonda per noi e per la comunità. E nel mentre rendiamo grazie a Dio per questa ricorrenza, domandiamo perdono per i nostri egoismi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
del creato è lega a te, o Signore. Noi musicisti osiamo sperare che le nostre gioie, le nostre melodie possano giungere fino a te e da te siano accolte come umili preghiere musicali. Accogli i nostri sacrifici, benedicendo i nostri sodalizi e fa che non manchi mai in noi la volontà di esistere. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del suo ineffabile amore giovi sempre per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Un caro grazie a Don Pitta, parroco di Paolaro, e a Don Igino di Bussero di Milano. Passiamo immediatamente adesso a presentarvi e ringraziare per la loro partecipazione il coro Valtincaroio e il Corut, che adesso eseguiranno 2 brani. Allora, il primo brano che vi proponiamo è un brano di Bach. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il salmo e battete il tamburo, suonate al novilunio il corno, la cetra soave con l'arpa, al plenilunio nel giorno della nostra festa. Allora io direi che anche un applauso meritato va al nostro maestro, a Daniel Procazza, che è sempre presente. E un altro ringraziamento va ai nostri 4 accompagnatori musicali di oggi, Giuliano Banelli alla tastiera, Corrado Migleri alla tromba, Gianni Migleri al timpano e Simone De Reani alla fisarmonica. Allora per voi esultate. Acclamate al Dio.
regio, patria tu ses, chiarnia fedel dei pares miei, tu ses la metiera, tu ses la metiasa, se tu murs, io mur con te, pari eterno, noi ci prein, salva la chiarnia e la soint. Regione dei carni, patria tu sei, carnia fedele dei padri miei, tu sei la mia terra, tu sei la mia casa, e se tu muori, io muoio con te. Padre eterno, noi ti preghiamo, salva la carnia e la sua gente. Ascoltiamo Carnorum Regio. Un grosso saluto lo voglio fare a tutte le bande qua presenti per aver accettato l'invito ad essere qui a festeggiare con noi questa importante ricorrenza. Saluto e ringrazio il Corrut e la Corale Vanni Caroio assieme al loro maestro e ai strumentisti per aver reso così solenne la Santa Messa. Ringrazio le autorità civili, militari e religiose che oggi ci onorano con la loro presenza. Per me, e penso anche per tutta la comunità di Paolaro, questo è un evento di grande soddisfazione e di orgoglio, in quanto un centenario è una tappa non facile da raggiungere. Penso sia doveroso ringraziare tutti i presidenti e i loro rispettivi direttivi che mi hanno preceduto, nonché i bandisti che si sono susseguiti in questi lunghi anni. Una grande ricorrenza va a quelle persone che oggi non ci sono più,
perché grazie al loro impegno e sacrificio oggi noi possiamo festeggiare. Ringrazio le amministrazioni comunali, provinciali, regionali, la comunità montana e la Fondazione Krupp per il loro sostegno durante questi anni. Grazie a tutte le associazioni che hanno contribuito in ogni qual modo alla riuscita di questa giornata e permettetevi in particolare al gruppo ANA di Paolaro e a tutti i commercianti ed esercenti di Paolaro e non. Ringrazio tutte quelle persone, e non sto ad elencarle perché per non correre il rischio di dimenticarne qualcuna, che hanno contribuito con il loro prezioso aiuto, non solo per la riuscita di questa giornata, ma anche per l'affetto dimostrato sempre nelle nostre uscite musicali. Termino augurando a tutti voi una buona giornata e una bellissima festa in compagnia. Grazie. Grazie al Presidente Marco Fabiani. Passo il microfono al Sindaco di Paolaro, Maurizio Guerri. Buongiorno, è veramente un piacere portare il saluto mio personale e quello dell'amministrazione comunale alle autorità civili, militari, religiose e ai rappresentanti delle associazioni, oggi qui presenti in occasione del 100° anno di fondazione della Filarmonica, intitolata a Ferdinando Nascimbeni, che rappresenta il fiore all'occhiello della nostra comunità e della cui attività tutti andiamo giustamente fieri. Cassù in Tasmons, dal cur da Alta Chiarnia, alle un país con tutti so splendore. Recita così il canto assunto ad inno di Paolaro. E parte importante di tale splendore è certamente rappresentato dal suo complesso bandistico che oggi festeggiamo. Attraverso questo breve intervento vorrei evidenziare in maniera che spero percepibile ed efficace ai sensi della grande stima e della riconoscenza incondizionata di tutta la comunità che rappresento nei confronti di un gruppo che si pregia del fatto di riuscire a coinvolgere e catalizzare l'interesse di molti nostri giovani che continuano ad ambire, oggi come un secolo fa, di far parte del corpo bandistico, quale elemento di prestigio e di realizzazione personale, mantenendo immutata la vitalità del sodalizio e conferendo allo stesso il supporto indispensabile rappresentato dal loro entusiasmo. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, nel quale risulta a volte difficile riconoscere e fare propri i veri valori che distinguono la nostra società, costituisce per noi un positivo elemento di riflessione la richiesta perentoria rivolta dai ragazzi ai loro genitori, a voi su un'acula banda, quale dichiarazione insieme di volontà, di interesse e di impegno verso se stessi e verso gli altri, che caratterizzeranno in positivo il resto della loro esistenza. Solo la gravità dei due conflitti mondiali e la piaga dell'immigrazione degli anni 50 hanno fermato per qualche anno ciò che Ferdinando Nascimbeni aveva fondato, ma la tenacia e l'amore per la musica e per il proprio paese hanno indotto i suoi successori a portare la Filarmonica alla sua rinascita ed al conseguimento dei risultati che oggi tutti noi apprezziamo ed ammiriamo. Un pensiero riconoscente va rivolto a tutti i componenti della Filarmonica Nascimbeni che nel corso degli anni ci hanno lasciati e a tutti coloro che oggi con costanza e passione dedicano il proprio tempo e il proprio talento per accompagnare i momenti salienti delle celebrazioni civili e religiose della nostra comunità, rendendole ricche di significato e coinvolgenti nella partecipazione. Al maestro Alfio Cella, che con autorevolezza si prodiga nella direzione dei musicisti, ed al presidente Marco Fabiani, che con perspicacia si occupa dell'amministrazione della Filarmonica, rinnoviamo i sensi della nostra stima e riconoscenza. Un caro saluto alle bande di Artegna, Casacco, Grado, Cartish e Ovaro, che in questa giornata hanno voluto essere presenti per festeggiare insieme a tutti noi il prestigioso traguardo raggiunto dalla Filarmonica Nascimbeni, con l'augurio di poter festeggiare insieme nel futuro
tanti altri significativi e prestigiosi traguardi. Ancora felicitazioni e auguri a tutti. Grazie. Grazie signor Sindaco. Ora passo il microfono all'assessore provinciale Ottorino Faleschini. Prego. Grazie a tutti voi. Innanzitutto voglio iniziare col portare saluti da parte dell'amministrazione provinciale, del presidente Fontanini e ovviamente i miei saluti personali. Io credo che una comunità si caratterizzi dalla capacità di portare avanti e di custodire e tramandare ai propri figli il proprio patrimonio materiale e culturale, perché solo attraverso questo valore, questa grande consapevolezza si riesce a trasmettere ai nostri figli il vero amore, le vere radici del paese piuttosto che di un territorio. E io credo che solo in questo modo si riescano a caricare di responsabilità, facendo capire loro quanto i loro padri e i loro nonni hanno costruito e hanno saputo dare loro e cedere loro. Solo in questo modo io credo i nostri figli si approprino e si carichino di questa responsabilità per portarlo ancora avanti, non distruggerlo e non disperderlo. E io credo che questa sia il sale e la spina dorsale di tutte le società, non solo quelle del territorio montano del nostro paese, della nostra provincia. E in questo contesto io credo che la testimonianza portata oggi, il festeggiamento di oggi, sia la piena testimonianza di quanto questa comunità è riuscita a fare e di quanto il corpo bandistico rappresenti uno dei nuclei fondanti di questa comunità. Abbiamo detto 100 anni, è un secolo, sono veramente ripercorre la storia del comune di Paularo, della regione, perfino dell'Italia. Ci sono state variazioni, ci sono state crisi, ci sono state guerre, ci sono stati tumulti, ci sono state disgrazie naturali come quelle del terremoto, però la passione della musica hanno fatto sì che i nostri genitori, i nostri nonni siano stati in grado di trovarsi sempre attorno a questo grandissimo valore e hanno potuto portare all'esterno, hanno fatto conoscere la nostra comunità anche al di fuori, hanno accompagnato gli eventi di festa, ma anche purtroppo il saluto estremo dei nostri concittadini. E io credo che questo abbia in sé non solo il valore e la passione per la semplice musica, ma abbia la passione e il valore di tutti quelli che sono i sentimenti e della nostra storia. Io credo che questo esempio debba essere tenuto presente e sia esportato. Io credo che quando andate fuori rappresentate il comune di Paularo e vi fate conoscere in giro per le varie regioni, anche fuori dai confini italiani, sia questo il grandissimo sentimento, il grandissimo esempio che rappresentate, la costanza e la capacità di affrontare con determinazione tutti gli ostacoli che purtroppo molte volte si impongono davanti al nostro percorso. Per cui io veramente, come rappresentante della provincia, sono onorato di ringraziarvi e di stimolarvi a continuare e portare questo esempio anche a tutte le altre comunità del nostro territorio provinciale. Vi ringrazio ancora, cercando di non mollare mai. Mani. Oggi ho deciso di venire a Paularo, c'erano tanti eventi in Carnia, ma ho deciso di venire a Paularo perché è importante essere presenti a questo appuntamento che è molto significativo per la Vallata ma anche per tutta la Carnia. 100 anni sono tanti, 100 anni di attività di un gruppo bandistico non passano così come tante cose nella nostra vita, alle volte in maniera superficiale, in maniera sconosciuta. Lavorare con la musica, impegnarsi assieme, creare il gruppo è importante per tanti motivi. Nei nostri paesi credo sia significativo trovarsi assieme, creare il gruppo, spostarsi, essere presenti nei nostri paesi in qualsiasi momento, simpatico o meno simpatico. Il gruppo di Paularo, la Filarmonica, sicuramente questi dati e questo gruppo ha dato nel passato, ma lo darà anche in futuro tutto quello che potrà dare per Paularo, per la Carnia, ma anche per il territorio fuori dei confini.
Il gruppo di Paolaro è uno dei più antichi in Carnia, è il gruppo la Filarmonica Nascimbeni e il gruppo di Sutterio. Sono nate poi in Carnia altri gruppi bandistici, per fortuna diversi, e tutti abbiamo visto che questo metodo di operare, di lavorare con la musica serve a tutti, serve ai bandisti, serve alla gente e serve alla nostra comunità. Quindi il ringraziamento va a tutti quanti, al maestro, che è ormai un maestro di lungo corso, mi sembra Paolaro, al presidente, a tutti quelli che hanno dalla nascita seguito con impegno e attenzione da dirigenti, ma tutti anche per tutto il gruppo che ha operato e ha lavorato con gli strumenti. Ma credo che dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare di essere ancora presenti, per essere presenti sul territorio ma anche fuori, e portare fuori anche, come diceva prima l'assessore provinciale, così il segnale di un territorio che è vivo, un territorio che ancora vuol crescere, vuole andare avanti, non vuol fermarsi. Anche con la musica io credo sia la cosa sicuramente da impostare, da ragionare e da trasmettere anche a chi viene dopo di noi. Grazie comunque a tutti voi, grazie anche alle bande ospiti per essere venuti qua a onorare la Filarmonica Nascimbeni, e alla Filarmonica io termino come Don Tito. Ad multus annos. Consentitemi di portare il saluto e l'augurio anche della mia associazione, l'ANBIMA, l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome del Friuli Venezia Giulia, e delle 90 bande associate, che praticamente sono il 100% delle bande operative in Friuli, in Regione, che idealmente sono quest'oggi qui presente per spegnere le 100 candeline della banda Nascimbeni di Paolaro. Quindi complimenti alla vostra associazione, complimenti naturalmente agli organizzatori per questa importante manifestazione che ha visto la presenza e vede la presenza di tutti questi nostri amici bandisti. Quindi qui è rappresentato il Mare con Grado, la Pedemontana, e sono rappresentate naturalmente la Carnia, è rappresentata l'Austria, quindi c'è un compendio delle nostre bande con i loro colori, con le loro tradizioni, con i loro spartiti e con le loro tradizioni appunto e con i loro strumenti, un compendio di queste bande. Ricordiamo la funzione della banda, è stata molto bene detta nell'omelia dal parroco celebrante la Santa Messa, dove appunto ha evidenziato come la banda sia un momento di aggregazione culturale per la comunità in cui esso opera. Quindi vogliamo dire che i nostri bandisti sono veramente dei volontari di cultura per tutta la vallata della Valle Incaroio e naturalmente della comunità di Paolaro. Abbiamo sentito la storia delle bande, quindi che appartiene al passato. Il presente siete voi, suonatori, voi bandisti, giovani e meno giovani, che appunto con questo spirito schieto di volontariato tenete alto le tradizioni culturali e musicali della nostra regione e in questo caso della vostra comunità. Quindi complimenti a tutti voi, auguri e speriamo che appunto continuiate su questa strada. Appunto che è stata sottolineata come importante sia avere la presenza di una banda che, diciamolo pure rappresenta un po' la storia della comunità, è un po' la colonna sonora della comunità in cui essa opera. Complimenti a tutti voi e auguri ancora per il futuro. Grazie. A ricordo di questa importante e grande manifestazione. Grazie Presidente. Grazie a lei Presidente. Ringrazio ancora il Presidente dell'Ambima, signor Eugenio Polgarino. Abbiamo un ricordo a un componente della Filarmonica che vorrei chiamare sul palco, uno dei più anziani che per motivi di salute 6 mesi fa a malincuore ha deciso di smettere di suonare e nel 1983 è stato anche presidente di questa associazione, sempre presente e puntuale a ogni prova e uscita musicale. Io chiamo sul palco Ferigo Enzo. Ecco che viene conferito al socio questo ricordo della sua attività. Gli anni passano, le parti cambiano e l'amicizia, riconoscenza rimangono. Guardate che bel ricordo, ce lo merita
È chiaro che anche gli altri componenti nel lungo andare della loro vita musicale, quando arriverà il momentino della pesa al chiodo dello strumento, verrà anche loro conferito. Ecco, speriamo lontano, lontano, lontano. Ancora un applauso. Grazie Enza, grazie per quello che hai fatto. Continua comunque a stare vicino ai giovani. Sì, ha già detto Silvano quello che volevo dire io, che tengo a precisare che altrettanto faremo tutti i componenti anziani che per motivi di salute o qualcos'altro decideranno di smettere con la musica, sperando che questo avvenga il più tardi possibile, perché abbiamo bisogno di loro. Ora passiamo ad omaggiare dal socio più anziano, li chiamo il Silvano, dal socio più anziano che fa parte della nostra banda, fino al più giovane, come età dentro nell'associazione. Ecco, a voi definire il Presidente l'oggetto che viene conferito? L'oggetto è una spilla col nostro stemma, sotto le 3 torri del nostro stemma del comune c'è la scritta 100, centesimo. Durighello Simone, Menean Marziano, ecco, ci voleva, bravo Marziano, al nostro bravissimo maestro Alfio Cella. Ciro Di Gleria, l'autore dell'inno La Perla da Chiaria, l'inno di Paolaro. Applauso. Plotzner Lidio, il nostro segretario. Federico Loris, Fabiani Guerrino, Lombardo Fiorello, Nassivera Daniele, Bondi Vittorino, e chi consegna a Fabiani Marco? Io faccio consegnare una delle mie due vallette, eccolo qua. Fabiani Marco, Pelizzotti Sergio, Sbrizzai Villi, Giampiero Nascimbeni, Sbrizzai Emiliano, Blanzan Rudi, Faleschini Antonio, Blanzan Jenny, e Ferigo Claudia, Sbrizzai Evelyn,
Tarusio Loris. Fabiani Pietro. Clama Marco. Ferigo Valentino. Screm Michael. Barazzutti Veronica. Tarusio Luigino. Baschiera Michele. Ferigo Mario. Spitz Mauro. Abbiamo concluso con la consegna dei distintivi. Vogliamo ringraziarvi per quello che state facendo, avete fatto. E ad Onigino. Poi due rappresentanti magari della Corale Vallincaroio e del Corut. Poi un ricordo per ogni banda ospite che è venuta qui in questa giornata. Allora cominciamo con la banda austriaca di Kartisch, se qualcuno vuole salire sul palco e ritirare la giornata. Wir brauchen die Präsident Orban. Hier kommen eine Geschenk. Bitte, der Präsident Orban. Poi un rappresentante per il corpo bandistico Val di Gordo, di Ovaro. Poi un rappresentante allora della Filarmonica Mattiussi di Ardegna. Bellissimo, bellissimo, grazie agli amici di Ovale, bellissimo. Grazie. Banda parrocchiale Angelo Noacco, Cassacco. E per concludere la banda civica Città di Grado. Grazie a voi.
Poi un pensiero è doveroso rivolgere anche alle autorità, allora chiamiamo prima il sindaco. Uno scorcio di grado ce l'hanno portata a Paolaro. Grazie. Allora il sindaco. Poi l'assessore per la provincia Faleschini a Torino. Presidente della comunità montana Lino Not. E il presidente Ambima Eugenio Boldarino. Andiamo avanti adesso con un rappresentante della Proloco, la Presidente. Solidea del medico. Il comandante dei Carabinieri di Paolaro e la Polizia Municipale. La Forestale di Paolaro. Il gruppo ANA di Paolaro. Purtroppo ho avuto un impegno, quindi glielo... a fare da mangiare, quindi glielo consegneremo dopo. La protezione civile.
stata veramente una performance eccezionale. Adesso passiamo la banda che si esibiranno tutti assieme con la direzione del maestro Eduard Luger, Freund zur Musik. Prego. Ha diretto il maestro Eduard Luger. Danke vielmals, danke schön.